C'era chi viaggiava in auto lungo la trafficatissima via Sorio, periferia ovest di Padova, e verso le 13 ha visto il piccolo monomotore passargli poco sopra il parabrezza e chi, abitando di fronte alla pista di atterraggio, oltre la strada, ha rischiato di morire. Per sua fortuna ha sentito solo il boato dell'incendio dell'aereo. Il pilota, arrivato lungo nella manovra di atterraggio, con una virata disperata ha urtato la cima di un grande abete, decapitato dal suo piccolo aereo, e ha evitato una o più abitazioni che si affacciano dall'altra parte della strada. Infatti, di qua di via Sorio c'è l'aeroporto Gino Allegri con la sua pista di atterraggio e decollo, di là il quartiere San Giuseppe. L'aereo, dopo aver perso quota, ha concluso il suo volo su un'area vuota, dove una volta c'era una grande stazione di servizio. L'aereo, un Beechcraft Bonanza 35, subito dopo l'impatto al suolo ha preso fuoco e il pilota, un ottantenne del milanese, partito a metà mattina dal capoluogo lombardo, è morto carbonizzato. Il primo intervento è stato prestato dal servizio antincendio dell'aeroporto, che è stato il primo ad intervenire prontamente e con capacità e ad allertare i vigili del fuoco. Salvi per un soffio i residenti, sfiorati gli automobilisti, i motociclisti e i viaggiatori dei molti autobus che passano per via Sorio giorno e notte. La circolazione sulla via è stata riaperta intorno alle 16.